Siamo in compagnia di Luca Chiarella, allenatore del Valdagno. Portate a casa 3 punti pesanti, però il Centro Giovani proprio negli ultimi secondi di questa partita ha trovato questi 2 gol che potevano ribaltare, insomma, una partita che è stata equilibrata fino a un certo punto, e poi voi avete trovato le occasioni giuste per sfruttarle. Diciamo che io sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Diciamo che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati molto attenti come voglio io e abbiamo sbagliato troppo, però abbiamo sbagliato tanti gol davanti alla porta, 2 punizioni di prima e quindi poi ti ritrovi sempre a dover vincere o pareggiare o sempre all'ultimo, così sbagliamo troppo, però sono soddisfatto, sono 3 punti che ci permettono di lavorare bene in settimana e sono buoni anche per la classifica. Ecco, si è spaventato tra virgolette in fondo che potesse succedere come la settimana prima col Monza, perché anche lì eravate in vantaggio 2-0, il Monza ha recuperato, qui dice che magari il Centro trovi proprio negli ultimi secondi il guizzo vincente. Il pareggio ovviamente. No, quel Monza è stato diverso perché la partita loro l'hanno pareggiata che mancavano ancora 20 minuti alla fine della partita, quindi c'era tutto il tempo per giocarla. Stasera, ripeto, noi sul 2-1, sul 2-0 potevamo fare al 3, il 4, il 5, ma questo ci capita. Anche il portiere da una parte e dall'altra. Sì, no? ma questo ci capita in tutte le partite di avere tante occasioni, creare tanto e poi alla fine facciamo pochi gol, però stiamo lavorando lì e vediamo se da qua alla fine riusciamo magari a fare le partite più tranquille. Comunque l'importante era fare il risultato, l'abbiamo fatto, sono soddisfatto e niente, andiamo avanti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.